d'un bel tacer non fu mai scritto. Dalla letteratura ai social, perché prima di gridare opinioni personali alla tastiera, dice la Presidente della Commissione Pari Opportunità, bisogna pensarci 10 volte e attendere il lavoro della magistratura. Il riferimento è a quel "io sto con i carabinieri" vergato sullo schermo dalla consigliera comunale di Treviso Petra De Zanet sul caso del presunto stupro perpetrato dai 2 militari a Firenze, accusati dalle studentesse americane che, ubriache e rimaste a piedi, sono state riaccompagnate a casa proprio dalla pattuglia dei 2 militari. Io credo che qualche scivolata, qualche errore sia possibile e tollerabile se poi rientra nei canoni di una collaborazione positiva. La Commissione pensa ora a provvedimenti nei confronti della ex leghista. Cosa possono decidere però non si sa, dato che tutte le consigliere comunali sono componenti di diritto. Intanto la De Zanet insiste. Trovo ancora più grave la falsa denuncia fatta dalle 2 ragazze, dove dichiarino un rapporto inconsenziente e invece dichiarino il falso, dove lo dichiarano con uno stupro oppure una violenza subita da uno dei 2 carabinieri. Io credo sia un fatto gravissimo anche nei confronti di chi veramente ha subito uno stupro ed una violenza. È una consigliera che ha sempre partecipato a questa commissione con intenzioni molto positive nei confronti dell'impegno contro la violenza, quindi io non credo che siano cambiate le sue opinioni. Sono convinta che lei volesse difendere l'arma dei carabinieri, che giustamente è un'arma che accoglie le persone del popolo che lavorano in favore della cittadinanza. La decisione nei prossimi giorni. Da Silea però arriva sostegno ed è una sindaca del PD a garantirlo. Sì, io mi sento di dire che il consigliere De Zanet ha spiegato la sua posizione, cioè quella di difendere l'arma dei carabinieri e l'azione che ogni giorno questa fa a fianco dei cittadini. Quindi davvero i processi si fanno in tribunale e credo che l'intento di Petra De Zanet fosse esattamente questo. E il resto, ripeto, lo risolviamo in tribunale perché è lì il luogo giusto.